Mi illumino di meno, campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico, è giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Anche il liceo classico Empedocle di Agrigento ha partecipato. Quando è importante sensibilizzare i giovani ai temi dello sviluppo sostenibile attraverso iniziative di questo tipo. Sì, assolutamente, lei ha colto nel segno, sensibilizzare i giovani è una missione per il liceo classico e musicale Empedocle. I temi dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, della prevenzione dei reati ambientali vanno a collocare bene in questa cornice che sarà la cerimonia di oggi, una cerimonia che si arricchisce ancora di più perché ci verrà consegnata dai carabinieri del reparto della biodiversità di Catanzaro una talea dell'albero di Falcone, quindi capisce bene come oltre all'educazione ambientale, quindi al rispetto dei temi ecologici che ormai oggi sono un po' molto diffusi, ampiamente condivisi, si lega anche l'educazione alla legalità e il ricordo dei giudici, in particolare del giudice Falcone, ad imperitura a memoria e come monito per tutte le nuove generazioni. Negli ultimi anni numerose iniziative hanno evidenziato l'interesse dei giovani nei confronti del rispetto dell'ambiente, iniziative che coinvolgono anche direttamente la scuola, ad esempio il movimento Friday for Future. Lei come considera iniziative di questo tipo? Sì, queste iniziative sicuramente ci fanno capire quanto i giovani siano maturi e quanto sia ampia la loro sensibilità. È chiaro che oggi è anche la giornata mondiale della Terra e quindi questa tematica sembra sposarsi bene con quanto stiamo dicendo. Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta perché la vita del pianeta e la vita delle persone che vi abitano sono intimamente legate e la pandemia ce lo sta insegnando ancora oggi. Quindi ecco, educazione ambientale, educazione alla legalità, rispetto per se stessi, per l'ambiente e per tutto ciò che ci circonda diventa poi anche motivo di campagne di sensibilizzazione dove i principali protagonisti sono appunto i giovani, quasi un po' a voler tirare le orecchie ai potenti del mondo che si sono fatti un po' sordi a queste tematiche, non capendo che in questo modo mettono a rischio la loro vita e quella anche delle generazioni future alle quali non possiamo consegnare un pianeta di serie B perché non esiste, deve esistere un unico pianeta che è il pianeta che ci ospita tutti. Quest'anno, oltre al consueto spegnimento delle luci, anche la creazione di un bosco diffuso, è stato scelto l'albero di Giovanni Falcone in via Notarbartolo che il liceo classico Empedocle ha accolto e coltiverà all'interno delle mura scolastiche. Perché è stato scelto proprio l'albero di Falcone e all'interno di quale iniziativa si inquadra? Sì, l'albero di Falcone è stato scelto come simbolo di legalità proprio nell'ambito di un più ampio progetto denominato Un albero per il futuro. Un albero per il futuro è un progetto voluto dal Ministero della Transizione Ecologica, il cui partner è stato l'Arma dei Carabinieri, che con il suo centro nazionale per la conservazione di biodiversità a Pieve Santo Stefano ha consentito la radicazione delle talee dell'albero di Falcone e la distribuzione di piante presso gli istituti scolastici per costituire appunto questo bosco diffuso. Un bosco che è finalizzato anche alla sensibilizzazione delle giovani generazioni per le problematiche ambientali. Infatti le piante verranno georeferenziate e da qui inserite in un portale dedicato chiamato unalberoperilfuturo.it, dove i giovani che hanno messo a dimora le piante potranno seguire lo sviluppo delle stesse e avranno contezza anche della quantità di CO2 che le piante sottrarranno dall'aria durante la loro vita. Pertanto appunto un progetto che vede da una parte l'educazione all'ambiente, ma anche una educazione alla legalità ambientale, una legalità che oggi purtroppo sappiamo l'ambiente è fatto preda delle attività antropiche, a volte anche a carattere criminale, e per cui riteniamo particolarmente importante creare una sensibilità nelle giovani generazioni.